Oh, buon pomeriggio a tutti da Veronica Pisano, cantante folk sarda, e presto arriverà anche Maurizio Gastaldi, polistrumentista bravissimo, compositore eccezionale. Sono appena arrivata, ho portato giù il cane. Oggi ci tratterremo poco, ma come sempre, perché è meglio fare, sono rare le live dove ci tratteniamo di più, ci tratteniamo molto. Sto mettendo un po' di ordine, vedo che si vede un po' di disordine, quindi metto la borsa qui e, come ho scritto dal titolo, Ninna Nanna sarda, la ninna nanna sarda vi canto, ve la canto senza musica questa, prima che arrivi Maurizio. Poi quando arriverà Maurizio canterò con la musica. Eccoci qui. Vi piacciono le ninna nanne, soprattutto quelle sarde? Scrivetelo nei commenti, sono curiosa di saperlo. Ecco, vi canto questo bellissimo brano, si chiama Anninnia, è una canzone tradizionale sarda di Urzulei, molto bella. Anninnia, Anninnia, drumi savi pia. Anninnia, Anninnia, drumi savi pieda. Anninnia, Anninnia, zerbella minoretta. Anninnia, Anninnia, zer minore, zerbella. Anninnia, Anninnia, brillar che in saluna. Anninnia, Anninnia, brillar che un'istella. Anninnia, Anninnia, tenges buona fortuna. Anninnia, Anninnia, tenges fortuna manna. Anninnia, Anninnia, kim babu e kim mamma. Anninnia, Anninnia, tenges fortuna ona. Anninnia, Anninnia, sias buona padrona. Anninnia, Anninnia. Ecco, è arrivato nel frattempo Maurizio Gastaldi mentre cantavo da sola, chissà cosa stava pensando. Ho tante interviste in ballo, adesso ve ne posso dire solo qualcuna. Prendo l'altro cellulare così lo vediamo insieme nel frattempo che Maurizio Gastaldi si prepara. Maurizio si prepara con la chitarra e io vi presento le prossime interviste, che saranno a Carla Marongiu. Carla Marongiu, guardate un po', Carla Marongiu ci racconterà nel mio canale YouTube Veronica Pisano, scritto anche in cirillico, iscrivetevi. Ci racconterà la sua testimonianza, la sua storia, soprattutto con la religione. Voi direte: quale religione? Ecco, io non l'ho scritto apposta, non lo dico apposta, lo scoprirete guardando la sua intervista. Poi aprite bene le orecchie, farò un'intervista presto, cioè è già in atto veramente,
a Leonarda Catta. Leonarda Catta, per chi non la conoscesse, è un'artista di multiforme ingegno, è un'artista di multiforme ingegno, la Catta, Leonarda Catta, che salutiamo. Ecco, cosa fa Leonarda? Leonarda lavora nei teatri, nelle piazze, agli eventi di moda, fa formazione, preparazione di coreografie, formazione dei danzatori, degli attori per spettacoli teatrali, laboratori di recitazione, corsi di clown e varietà. È una cantante, live music, amante di tutte le forme d'arte con il canto, propone coinvolgimenti performance di musica live con tutti i successi nazionali e internazionali per serate, eventi pubblici e privati davvero piacevoli e divertenti. Cura tesi di laurea che trattano l'arte e il linguaggio del corpo, cura laboratori di teatro, danza e Hatha, non so se si pronunci così, Hatha Yoga. Insomma, è veramente poliedrica e dir poco. Ha avuto delle collaborazioni importanti, ovviamente, soprattutto passa via. Scusate un attimo. Perché ho il piccione che sta covando due uova, e ci sono gli altri che lo disturbano. Dicevo, la prima collaborazione di Leonarda Catta è con il marito che si chiama Manuel Rossi Gavizza, lo salutiamo. Manuel che presto verrà pure lui a fare un'intervista con me nel mio canale YouTube. E attenzione, lui è proprio un pezzo grosso, come la moglie e marito sono molto bravi, molto dotati, diciamo, cioè sono degli artisti incredibili, sia lei che lui. E poi intervisteremo, se ci andrà bene, anche Piero Marras, perché Manuel Rossi Cavizza è proprio il suo polistrumentista, quindi siamo a casa, quindi piano piano intervisterò tutti. Quindi iscrivetevi al mio canale YouTube, seguitemi. Io nel frattempo che arrivava Maurizio mi sono cantata una canzone da sola. Bene. Ecco, e ci facciamo adesso Piccio da paesana. Vi ricordo che io ho il testo originale proprio del 1981, quando Berto Cara, l'autore di questa poesia Piccio da paesana, la presentò ad una gara poetica a Villanova Tulo, scusate, il 21 giugno 1981, appunto. Pseudonimo Subionieri. Berto Cara si faceva chiamare Subionieri, o almeno lo chiamavano, insomma. Questo è il testo originale, vedete, tutto giallo, è dell'81. Anzi, faccio male a conservarlo qui perché si è tutto spiegazzato. Vai Maurizio, capotasto al 4, la. E non so da chi sia stata musicata poi, questo non lo so, se lo sapete scrivetelo nei commenti.
la storia di ognuno con sedadio primavera. Non cargo basta luna, tu scios che frontiera. Questo fatto naturale, poco tu sa gioventù. Dice che da senza mali pura loga, sa virtù Bene, grazie Maurizio Gastaldi che è tornato tra noi, era ricoverato per un bel po' di tempo. Ci siamo tutti spaventati. Ci siamo tutti spaventati. Oh, abbiamo parlato di Piero Marras, voglio cantare una canzone di Piero Marras, capotasto al 2, Zestue, ricordami che poi devo chiamare, aspetta, scusate, devo chiamare Teo Spigno alle 5. Dunque faremo anche prestissimo un'esibizione, un concerto con Teo Spigno Pitaluga e poi Ottavio Congiu, ovviamente ci sarò io, la straordinaria partecipazione di Maurizio Gastaldi e forse lo faremo dal vivo. No, dal vivo non è possibile perché quel cellulare mi prende solo a casa, quindi non sarà possibile farlo dal vivo, ma forse non lo so. No, non è possibile riprendere dal vivo, comunque sarà live lo stesso perché io registrerò e poi metterò sul canale. Quindi che canzone ho detto? Zestue! E salutiamo Piero Marras, lo salutiamo e gli diciamo che lo aspettiamo per un'intervista, ma sicuramente lui accetterà. Non so se gliela faremo a Radio Bonaria. A proposito, salutiamo anche il mitico giornalista Silvio Cherchi di Radio Bonaria. Seguiteci su Radio Bonaria e forse intervisterò Piero Marras a Radio Bonaria, oppure normalmente, come faccio sempre, in un video sul mio canale YouTube, oppure lo faremo venire proprio qui ad una live. Vediamo quello che riterrà più opportuno lui fare. Io gli proporrò queste cose qua.
abbastanza bene, direi. Bravo Maurizio Gastagli, ho visto qualcuno che ha scritto, bravi scrivete, perché io poi vi saluto. Mettete un like, vediamo cosa mi hanno scritto qua. Damiano Satta, salutiamo Damiano Satta, dice buonasera, sempre un grandissimo piacere Damiano. rivedervi, un grandissimo abbraccio. Un grandissimo abbraccio anche a te, Damiano Satta. Bene, abbiamo ancora un po' di tempo, Adesso scelgo qualche altra canzone. Ovviamente salutiamo anche Gigi Nardini e il suo miele del Friuli Venezia Giulia, ma voi comodamente da casa vostra potete ordinare questo miele su internet, digitate Gigi Nardini miele e vi appare tutto, vi appare anche Pavarotti perché lui è il sosia ufficiale di Pavarotti. Purtroppo io sarei dovuta partire a Sanremo a febbraio perché pensavo potessi rimanere solo un giorno, perché io i cani li avrei portati di mattina presto prima di prendere l'aereo, poi rientro la sera. Invece mi hanno detto no, Mirimo, devi rimanere sui 3 giorni. Allora non è più fattibile per me perché ho degli animali, oltre ai cani ho anche un gatto, 2 piccioni che un giorno vi farò conoscere Tonino, il mio piccione molto simpatico, gli manca tutta l'ala, ce l'ho da anni, anche Lili, sua moglie, sono una coppia e lei lo stesso è invalida, non vola, cioè lei riesce a volare all'indietro, però vola all'indietro e sbatte, quindi in cattività sarebbe già morta, e anche lui perché non vola, lui cerca di volare così non si solleva neanche di un tanto così da terra. Maurizio l'ha visto, Tonino, simpaticissimo. Bene, io vorrei fare, se Maurizio è d'accordo, altrimenti ne facciamo un'altra, Pizzino senza guerra, che è una canzone che richiedono spesso. Vai Maurizio, Pizzino senza guerra. Ti metto il testo qui giù, mi soffio un attimo il naso e cantatela insieme a noi perché voi la conoscete questa canzone, sono sicura. Pizzino senza guerra detta Zenda. Ora passi la custodia, sta lì. Dovrei avere il testo. Quello, È qui il testo. Ma io ce l'ho scritto in pennarello. Evidenziatore, questo è per me microscopico. Ah, vabbè. No, io qui non vedo niente. Ah, sì. C'è un quadernone nero? Sì, ecco. Allora, questo quadernone me lo tengo io. Ecco qua. Allora. I mitici Tazenda che ho anche intervistato, se digitate Veronica Pisano Tazenda vi dà l'intervista che ho fatto ai mitici Tazenda, e non per vantarmi, come si sono aperti, è stata un'intervista bellissima, andatela a cercare, andatela a vedere perché è veramente bella e interessante. Io intervisto solo persone interessanti e diciamo che quasi tutte le persone che conosco sono interessanti, perché uno può fare anche il muratore ed essere interessante perché ci può parlare del suo mestiere, l'importante è che lo faccia bene. Vai Maurizio! Le strade sulle Cusala ispiran d'ecos del lamento. Due brincas sostrabentos y vecina su luto, purusino al sostener tanto. Rosa dai innanzitutto. Non
Essa purusa spregada. Sa tristeza como celuida que de realidad andada. Aranzos in boca, sospicinos a samuda in sarrena, sencillos, fusiledos in sa pala, tegas in sa verdura. Y solo quieren ver la terra, vecinos in sa guerra. Su destino insoddistetto, Fale sopra sospiseto, estremamente frente a una fruntelo todo, brinda sus trabentos e vestida en su luto, puros y no a sostener vantos, rosa innanzitutto. senza sacando sa vena, su mundo in sa smanozza e tale. Schidati che in buona lena, forse già giù che su chi che aranzos in bocca sospizzino da samuda in sarrena, sezzino, fusiledos in sa pala, tegas in sa verdura. Solo quieren ver la terra, vecinos sin saberla. 30, 40, 50, chi tra gli attrice canta tenore, tutti seduti su per terra. 40, 50, 51, ferite del coltello nel cuore, tutti seduti giù per terra. Pizzino senza guerra. Oh, bene. E con questo brano vi salutiamo, noi continuiamo le nostre prove da soli perché dobbiamo fare altro. E noi ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti, grazie, mettete un like.